Cari telespettatori, eccoci insieme anche questa sera. Un tema molto importante, molto interessante, stimolato da tanti di voi. Ci rivolgiamo, apriamo una finestra con l'Istituto Oncologico Veneto, sede di Padova, ma poi sappiamo che ci sono le sedi distaccate, e cerchiamo di capire le attività che vengono svolte, l'importanza della presenza dell'attività che tuttora è operativa sul territorio per i pazienti oncologici. Per sapere tante informazioni, poi girerò anche domande che sono pervenute da noi a noi e via mail da parte vostra. Abbiamo qui con noi direttamente collegati dalla sede dello IOV di Padova la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, direttore sanitario, grazie di essere qui con noi, accompagnata dal direttore generale dottor Giorgio Roberti, grazie anche a lei. Allora, vi chiedo subito, chiedo al direttore a questo punto, anche senza far torto alla dottoressa, però cominciamo più dagli aspetti così organizzativi. Ci presenti un po' la situazione, come è organizzato, come è strutturato lo IOV. Cogliamo anche questa opportunità per raccontare bene come funziona. Bene, allora io vi parlerò un po' in generale, poi il direttore sanitario sarà molto più preciso rispetto a situazioni, diciamo, di dettaglio di carattere strettamente assistenziale. Noi abbiamo iniziato fin da subito ad affrontare l'emergenza Covid in maniera molto attenta e molto puntuale. Abbiamo iniziato soprattutto nella sede di Schiavonia, dal giorno 22, fin da quando è iniziato di fatto l'emergenza. Perché? Perché nella sede di Schiavonia è presente il servizio di radioterapia dello IOV e abbiamo iniziato, voi sapete che l'ospedale di Schiavonia è stato oggetto di particolari attenzioni per quanto riguarda la USL 6, ma la sede della radioterapia dello IOV è una sede di fatto che ha dei percorsi dedicati esterni, e quindi noi abbiamo limitato l'attività fin da subito per quanto riguarda il sabato mattina, perché il primo caso è stato il venerdì sera, e poi il lunedì invece abbiamo ripreso le nostre attività una volta fatte tutte le verifiche del caso, dal momento che la sede ha dei percorsi che sono esterni e staccati dall'ospedale. Poi abbiamo iniziato ad affrontare l'emergenza all'interno della sede del Busonera con dei percorsi dedicati interni ai diversi tipi di pazienti, e arrivo poi alla situazione attuale. Dall'11 di marzo abbiamo attuato invece dei percorsi un po' più stringenti, dei percorsi esterni. E mi spiego meglio: nella sede della radioterapia di Padova, invece di via Giustiniani, abbiamo predisposto un servizio che abbiamo chiamato triage, ma che è in sostanza un momento di accoglienza dei pazienti alla radioterapia, dove vengono effettuate una veloce anamnesi e delle verifiche sullo stato dei pazienti, e vengono consegnate poi le mascherine e vengono lavate le mani prima di accedere ai servizi. Il giorno successivo abbiamo attivato all'ingresso sud del Busonera un altro servizio di triage, questo ovviamente un po' più strutturato, con una tenda esterna che ci è stata collocata dalla Protezione Civile regionale, e abbiamo quindi iniziato anche qui un accesso controllato. Quali sono di fatto le misure che sono utilizzate? Il triage che dicevo prima, quindi l'accoglienza controllata dei pazienti. Gli accompagnatori rimangono fuori, quindi non entrano, e questo perché abbiamo cercato di ridurre il più possibile gli afflussi e i percorsi interni degli accompagnatori e dei pazienti. Rimangono ovviamente al di fuori, salvo i casi in cui i pazienti abbiano assoluta necessità di essere accompagnati. Anche per i ricoverati abbiamo previsto dei percorsi
particolari. Le visite sono limitate a una persona al giorno, sì. sono stati ridotti, anzi è stata ridotta ad una la visita, l'orario delle visite durante la giornata, questo proprio per limitare gli afflussi, e i visitatori che devono accedere ai ricoverati, ai reparti dove ci sono i ricoverati, comunque entrano dall'unico ingresso che è l'ingresso sud e seguono lo stesso la procedura di triage. Possiamo dire anche questo, che il medico che ha in carico il paziente ricoverato verifica con i visitatori se c'è l'assoluta necessità di essere presenti, altrimenti ci sono dei contatti telefonici. Poi abbiamo attivato anche altre misure, sempre diciamo di carattere interno, che riguardano i percorsi dei pazienti, e in relazione a quelle che sono state le indicazioni della Regione con le quali noi ci confrontiamo ogni giorno e dalle quali riceviamo direttive costanti e continue, abbiamo sospeso l'attività diciamo chirurgica differibile, e qui poi sarà più precisa la dottoressa. Abbiamo anche qui sospeso l'attività ambulatoriale con esclusione delle visite urgenti e B, quindi entro i 10 giorni, e le prestazioni di controllo. Abbiamo sospeso tutta l'attività libero professionale, sia individuale che in equipe. Abbiamo chiuso gli sportelli dei CUP e abbiamo potenziato i collegamenti telefonici. Abbiamo ribadito quanto già viene fatto rispetto al ritiro dei referti, che vengono scaricati online o, nei casi in cui non sia possibile, tramite posta. E non ultimo, abbiamo anche favorito, rispetto alla distribuzione diretta dei farmaci, una consegna che non sia costante, ma che sia il più possibile ampia nel tempo, secondo quelle che sono le indicazioni dei medici. A questo proposito aggiungo che anche recentemente noi abbiamo aderito a una proposta di una ditta farmaceutica che ci consegnerà a domicilio i farmaci non solo oncologici gratuitamente e di qualsiasi altra diciamo, casa farmaceutica. Quindi è un servizio diciamo, molto, molto utile e che evita ai pazienti oncologici quindi spostamenti per accedere per la distribuzione diretta. Sempre con riferimento ai percorsi dei pazienti, abbiamo poi attivato nella sede del Busonera un posto di terapia intensiva aggiuntivo rispetto ai 2 che ci sono già, mentre nella sede di Castelfranco dove abbiamo spazi più, sono più ampi, abbiamo aumentato di 4 posti di terapia intensiva i 6 già presenti, quindi siamo arrivati a 10 posti, e poi abbiamo attivato 6 nuovi posti di terapia semi-intensiva. Questi posti di terapia intensiva sono riservati a pazienti oncologici che magari contraggono il Covid, oppure per pazienti oncologici che hanno delle situazioni di aggravamento relativamente alla patologia in atto? No, allora, i posti, soprattutto quelli di Castelfranco, che sono più numerosi, intanto dobbiamo dire una premessa. Castelfranco noi siamo diciamo in una situazione di stretta connessione con la USL 2 di Treviso, sì. Quindi abbiamo reparti che sono dell'azienda USL 2 e reparti che sono dello IOP. Il reparto di rianimazione, anestesia e rianimazione, è un reparto IOV al quale possono accedere quindi anche pazienti della USL 2. Non essendo l'ospedale di Castelfranco un ospedale cosiddetto Covid nel piano regionale, sì. Quelle strutture che sono state individuate così dal piano regionale, in questo momento noi non abbiamo pazienti in terapia intensiva Covid,
ma abbiamo pazienti che provengono, oltre che dall'ospedale di Castelfranco, dai vari reparti o dal pronto soccorso, che provengono anche da altri ospedali. In questo senso la Regione, quando ci sono casi di pazienti Covid che necessitano di terapia intensiva, valuta quali sono le sedi nel quale collocare questa tipologia di pazienti. Per cui noi abbiamo un'azione, come dire, di supporto rispetto a quelle che sono anche le esigenze di un po' tutto quello che è il territorio della US2, ma non solo, anche a livello, diciamo, regionale. Certo, restando sempre a lei, direttore, così chiudiamo il capitolo organizzativo. Per quanto riguarda invece il personale medico, c'erano state notizie, mi darà lei confermo o meno, di nuove assunzioni da parte appunto dello IOV, quindi si arricchiva di nuovo personale, di una strutturazione interna adeguata. Cosa è successo? Qual è lo stato della situazione attuale? Allora, lo stato della situazione è che noi abbiamo assunto 2 anestesisti libero professionisti, li abbiamo presi dagli elenchi che sono stati predisposti da Azienda Zero, in merito a medici che avevano dato la loro disponibilità per un lavoro allo IOV. Gli anestesisti sono merce, diciamo, preziosa, sono professionisti che sono rarissimi, che facciamo molta fatica a trovare e che abbiamo subito quindi assunto per l'emergenza. Abbiamo anche individuato un medico competente, però poi il direttore sanitario magari dirà qualcosa di più a proposito, e stiamo per assumere 10 infermieri tra la sede di Padova e di Castelfranco, sempre utilizzando le manifestazioni di disponibilità date da personale, diciamo, o in pensione o che comunque ha dato la disponibilità in questi elenchi di Azienda Zero. Nell'ambito della diagnostica, scusi. È una situazione che si evolve di giorno in giorno e che quindi noi teniamo costantemente sotto controllo per verificare se abbiamo necessità di aumentare diciamo, quelle che sono le assunzioni legate all'emergenza. Certo, per quel che riguarda la diagnostica, quindi la strumentazione diagnostica, si era parlato tempo addietro da parte della Regione degli investimenti importanti per nuove strumentazioni all'avanguardia con performance notevolmente superiori rispetto alle attuali. Sono state acquistate, ci sono, oppure è ancora work in progress? Allora, sono percorsi che sono lunghi, che però sono già bene avviati. In particolare abbiamo ottenuto qualche giorno fa l'autorizzazione della Commissione Tecnica Regionale all'acquisto di un acceleratore lineare con risonanza magnetica, quindi una strumentazione di assoluta eccellenza a livello europeo, e per la sede di Castelfranco. Naturalmente stiamo parlando, abbiamo appena ottenuto l'autorizzazione, stiamo adesso avviando la procedura per l'acquisto. Per quanto riguarda la sede di Schiavonia, anche qui abbiamo ottenuto l'autorizzazione della Commissione Tecnica Regionale per un acceleratore lineare che andrà a completare la dotazione che è già presente a Schiavonia. Anche qui abbiamo una procedura che è già avviata per l'acquisto e stiamo per definire con la Commissione Tecnica Regionale un ulteriore acceleratore lineare diciamo di ultima generazione per la sede di Padova. Quindi solo questi 3 strumenti ci portano a un investimento di oltre i 20 milioni di euro. Perfetto. C'è una strumentazione sempre per quel che riguarda la radiologia anche nella casa di cura di Abano Terme che collabora con lo IOV? In questo momento noi non abbiamo una convenzione con Abano Terme, anzi abbiamo una convenzione ma che in questo momento non viene, diciamo, utilizzata, è stata utilizzata qualche anno fa nel momento in cui c'è stata la costruzione della sede della radioterapia di cui dicevo prima a Schiavonia e si dovevano poi diciamo,
installare le attrezzature relative. Perfetto. Allora, è una condizione che noi teniamo sempre, diciamo, viva, a disposizione, perché nel momento in cui dovessimo avere delle difficoltà, magari per malfunzionamento di attrezzature o quant'altro, possiamo utilizzarla, certo, in modo da far sì che ci sia sempre una continuità di prestazioni per i nostri pazienti. Perfetto, io vi interrompo solo un attimo perché abbiamo la pubblicità, quindi pochi secondi di break pubblicitario, restate lì che continuiamo, adesso agganciamo anche la dottoressa che così ci dà delucidazioni sotto altri profili più medico-sanitari. Grazie, un attimo.